Buongiorno a tutti i lettori di qdpnews.it. Siamo qui oggi dalla redazione di Piazza Vittorio Emanuele II a Pieve di Soligo con Alberto Villanova, candidato alle prossime elezioni nella lista Zaia. Alberto, pievigino, ora si presenterà ai nostri lettori. Buongiorno a tutti, sono Alberto Villanova, ho 33 anni, sono un chirurgo orale, lavoro qui a Pieve di Soligo e a Corbanesi Tarzo come libero professionista. Sono papà di Gaia e vivo con Roberta. Il mio impegno politico nasce nel 2009, ho ricoperto la carica di assessore alla sicurezza e alla protezione civile nel comune di Pieve di Soligo e dal 2011 ho avuto la fortuna di poter avere il ruolo di assessore all'ambiente, al personale e ai sistemi informatici della provincia di Treviso, ruolo che ricopro tuttora. Alberto Villanova, già assessore in provincia. Come mai la decisione di candidarsi ora in regione? Ritengo che l'attività che ho svolto in provincia in questi anni, anche insieme a quella che ho svolto in comune finita nel 2014, sia importante per quello che potrebbe essere il ruolo in regione, in quanto chi va in regione fa le stesse leggi che dopo vengono applicate dagli enti locali, quindi dalla provincia e dai comuni. Avere un'esperienza sul campo, sul territorio, mi darà modo di poter mettere in pratica quello che ho imparato, cioè di puntare al benessere dei cittadini, essere concreto e cercare di risolvere quei problemi che attanagliano il nostro territorio. Per questo ho deciso di candidarmi, ringrazio il Presidente Zaia per avermi dato questa opportunità e spero di poter portare qualcosa di concreto al nostro territorio, al quartiere del Piave e alla Vallata, ma non solo. Quali sono i punti principali del suo programma? I tre punti principali che ho voluto sottolineare nel mio impegno sono sicuramente il lavoro, la sicurezza e la trasparenza. Il lavoro perché Veneto e disoccupazione sono due parole che non stanno bene assieme, quindi qualsiasi intervento da parte della Regione deve essere finalizzato a riportare la massima occupazione in Veneto, riportare benessere e riportare lavoro sul territorio e questo deve essere secondo me l'impegno principale dell'attività della Regione. La sicurezza è un diritto che tutte le famiglie devono avere in casa propria, quindi dobbiamo cercare di lavorare affinché le persone quando entrano in casa siano tranquille e sicure e per questo la Regione, pur non avendo una competenza diretta sulla sicurezza, può intervenire, può dare una mano al territorio e agli enti locali. Terzo punto, la trasparenza. Se essere onesti dovrebbe essere un requisito fondamentale per candidarsi, e non servirebbe nemmeno sottolinearlo, essere trasparenti vuol dire comunicare la propria attività con i cittadini che ti hanno votato e che ti hanno mandato in regione. Ed è per questo che io mi impegno ad avere un contatto costante con i cittadini e col territorio. La sicurezza è stato un tema molto sentito e dibattuto negli ultimi mesi. Quali è il suo proposto al riguardo? Nei mesi scorsi abbiamo vissuto un periodo dove le nostre famiglie non si sentivano sicure, abbiamo visto ondate di furti nel quartiere del Piave, abbiamo visto le nostre case violate da persone che entravano e giravano liberamente nella notte nei nostri paesi. Per questo penso che la sicurezza sia un punto fondamentale, è stato un punto su cui io ho lavorato molto negli anni e negli ultimi mesi, proprio per cercare di dare più tranquillità alle famiglie pievigine. Ci possono essere diversi interventi che si possono portare avanti come regione. Uno ad esempio è quello di spingere lo Stato a portare l'esercito in strada quando ci sono dei periodi di ondate di criminalità. Vedere sicuramente una camionetta magari degli alpini che gira di notte per i nostri paesi sicuramente non farà paura a nessuno, ma darà più tranquillità e più sicurezza. Un altro punto è quello di dare la possibilità alla polizia locale di lavorare anche di notte, quindi aiutare i comuni a pagare quelle spese straordinarie che permetterebbero alle amministrazioni comunali di mettere la polizia locale sulla strada per controllare il territorio. E un altro punto è quello di dare la possibilità sempre ai comuni di portare in strada la vigilanza privata, quindi avere anche una sicurezza in più, vigilanza privata che dà una mano alle forze dell'ordine e controlla il territorio dei comuni. Questo sicuramente è un impegno che va portato avanti per il benessere e per la sicurezza dei nostri cittadini. Quale Veneto si immagina dopo il 1° giugno? Beh, dopo il 1° giugno io mi vedo un Veneto governato da Luca Zaia, un Veneto che corre, un Veneto che torna a vedere un futuro positivo, che torna a investire sul proprio futuro. Io spero che tutte le difficoltà che abbiamo avuto in questi ultimi anni siano difficoltà che andranno sparendo anche grazie al lavoro della Regione, un lavoro che deve essere improntato a riportare benessere sul territorio veneto e per questo penso che ci sia l'impegno da parte del governatore Zaia e di tutta la sua squadra affinché ci sia un'azione concreta e diretta della Regione
e per questo il nostro impegno è totale e lo porteremo avanti per i prossimi 5 anni. Un grazie speciale ad Alberto Villanova che è stato con noi qua oggi. E un'ultima domanda, qual è il tuo auspicio per queste elezioni? Ma io spero di vedere tanti giovani che vanno a votare, perché votare è un diritto e dobbiamo fare in modo che i giovani tornino ad appassionarsi alla politica, e spero di vedere tanti giovani che vanno in controtendenza e vanno a votare, perché il 31 maggio è un giorno importante per tutti noi, è un giorno importante per il Veneto. Poi io spero ovviamente che chi vada a votare voti bene, quindi scelgo Zaia e scrivo Villanova. Ringrazio voi per l'ospitalità e mi raccomando, andate a votare.